saremo a Strudà, in provincia di Lecce. E la mattina? Anche domani arriveremo 12 ore prima, però abbiamo deciso all'unanimità, versando una quota simbolica di 2 euro a testa, Tranne Raffaele Pagliaruti, di andarcene al mare. Di passare una giornata tutti insieme. Così, Bravo Dino, grazie all'insegna Dino! dell'allegria, del buon umore. Domani i problemi li lasciamo a casa perché avremo modo di stare tutti insieme nell'acqua. Chi più o chi meno ce li avete tutti i problemi. Questo è il problema. e tu ce li hai. Io ce n'ho più di voi, però è come se non li avessi, ragazzi. Quando sto con voi io dimentico tutto. Non posso ridere. Che dire? Grazie a tutti, un abbraccio a tutti, un bacione sempre da tutti. Venga, San Michele del Gargano, ogni anno sul tuo monte si fa festa. Veniamo da Barletta incolonnati, Michele del Gargano. sulle carrette Perché lo ringraziamo tutte le volte che torniamo sani e salvi da una festa, da nostra lavoro. Oppure quando arriviamo a Trigiano per farli svegliare perché dormono come i tiri, sono costretto a mettere la sigla per farli svegliare in maniera molto dolce, con le campane di San Michele del Gargano. Grazie. Evviva Santo Michele, l'arcangelo sei tu. Uniti in una voce sola, la banda di Rutigliano. Grande, Bravo grande, Michele! Si chiama il gruppo Matino? Questo è un Setra 215H, comunemente viene chiamato Freccia del Sud, perché arriva sempre 3 ore prima rispetto alle appuntamenti. Nonostante parta 3 ore dopo. Scusate, ma devo dare una strombazzata perché questo non mi ha visto. Allora ragazzi, chiamate le cucine, poi alle 5:30 partiamo, Mirko, tu mettiti là vicino alla rete e poi alle 5:30 partiamo. Nicola, Simone, chi viene al pullman? Ventilatore! Due? Ce ne mettiamo... Solo acqua calda sta. Acqua calda. Facciamo la squadra dopo. Dove? Ma tu lo sai dove si tira l'acqua? No. Questi ferri hanno una doppia, come si dice,
funzioni, grazie capo. Uno per poggiare la roba quando sedie non ce ne sono, non è questo il caso, e l'altra più importante, siccome qua siamo in Africa del Nord, ci sono tante mosche, tante zanzare e io le fotto. This is velo e formiamo una bella naca. Come dicono nei castro, facciamo la naca. Basta, non si fanno queste cose. No, si stanno a fanno già queste qua. Si stanno già facendo, va. Vuoi fare una cosa? Buttano poco qua, vieni, buttalo qua. Cose rosse. Vai, basta. No. Ma Lascia, non si muove. Ma serve albero. Qua ne stanno. Non gli levamo agli alberi. Ma io me ne vado a Milano, me ne vado, terroni di merda. Spacco un bacci, calzetti, depressiva. Lui di donna, Giuseppe di donna, lui non ha mai fatto la banda in vita sua. Adesso un battistaccio. è diventato top. È diventato top. C'ha tutto, le mollette, il bagnoschiuma, le cospelava la camicia, il filo. Io che ho fatto 30 anni di banda, mai portato il filo di vita mia. Andavo sempre ai fili degli altri. Uso sempre detto che va prima la lavanderia. Oh, il tubo! Me la vedo. Ripresento Peppa Pig. Ripresento la cucina di sapori. Adesso iniziamo dal vice maestro Michele Giordano. Se questa è musica, questa è armonia di sapori. Noi vogliamo. Hai fatto un poema sinfonico. Vogliamo un bis. Paganini non ripete mai. Pepe? Buon appetito. Buon appetito, ci mangia. Nel sud oggi ancora operano le cosiddette bande da giro. Questi complessi sono formati da persone che suonano per professione e che vi conducono una vita veramente faticosa. Viaggio di parecchie ore, sfilata, processione, concerto serale. E per questo e per la dura vita che conducono che i componenti di questi complessi vanno rispettati.
Ragazzi, bene che tardi, beh. Livio. Alziamoci dalle braccia che è tardi, dai. Forza. Sveglia. 5:15. Forza.
Anzi, devi anticipare un po' di compiti, che settimana prossima da lunedì non si capisce più niente in casa. C'è tutta la preparazione. Guarda, visto così tu cosa vedi? Niente. Il più grande? Cioè, così tu capisci che sono delle ali, no? Quanti ne hai fatti di questi? Quanti ne hai tagliati? Sì, ne sta tagliando. E allora faccio così. Va bene così? Ma pure questa qua di plastica? E noi lo dobbiamo dire a tutto il palazzo, lo sa che deve venire la madonnina. A chi vuole partecipare, il benvenuto. La Madonna non è solo nostra, è di tutti, no? Si condivide tutto. Mamma, ma figlio! Ma figlio! Papà! Io non me la piglio che ci vuole aiuto. Sono sola e chi mi aiuta? Ci vuole l'aiuto. Ci vuole comodo. È pesante, poi mi arrangio con la mia che ce l'ho in casa. Che sembra una Madonna. È sempre una Madonna. Prima mi pigliavo fastidio quando Pedro faceva Nanna, che l'ha Ma più quando che sempre ce l'ha giusta, mi dice. Ma tanto faceva la Madonna di Lourdes, tanto era più giovane, non Sì, sì. Ma fa più grande, no? Ma la Madonna è unita, o Lourdes, o quello, lo stesso. Faceva, come si dice, lo simbolo. Sì, Il simbolo, no? Lo so, però voglio dire. Secondo la casa ognuno fa il suo simbolo. Ma non è che è russo, è tutto cose preparate, pigliate le pietre fuori, le spine, l'erba. Le spine, l'erba.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina delle famiglie, Prega per noi. O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni stesso in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora nel principio e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe. Tu ti ridi, che ci ridi, scusa, anche caduto da sopra, e che fuce il gurullo, così. Ma ti sei bannati, ci da fatto No, male, non niente. tutto, ma ti fa tutto te lo... Oh, Oh, hai era sì o ora, no? sbrigati, che mi ragionai. Buonasera. Una miseria. Prima pappetta e poi a sud. Te E siedi noi a 3 qua? ore che stiamo a quella da qua a E senti ragionare. qua, Giovanni, stai conta che dici che è caduto oggi? Ma ti fa tutto di l'otto, bella, ridi nella terra. Veramente? Sì. Che c'ho zitto. Non so, perquisiscono proprio come le tue. Osaccio. Ma questo è regalo per il padrino. Tutto dipende dall'altezza fra il Sì. lampadario e la Madonna. Deve stare almeno un tot di altezza, non che la Madonna poi poggi Poggia proprio al lampadario, No, deve un stare tanto un di po' altezza e poi valuti quanto più può andare da terra fino alla Ok, base. quindi mi faccio fare un'altezza, me ne faccio fare una poco più alta di base. Vabbè, una tu prendi più la bassa. misura Madonna lampadario. Lampadario. Fino a che può andare? Tu lasci un tot fra la Sì. Madonna e il lampadario e poi il poi resto è vai la giù. 45. Invece per te, Fabio, che non sei rimasta alla Madonna. Domani faccio io la verità. Miseria. Stasera se ne va. A che ora? Alle 7:30 vengono. Mi è venuta un'idea. Tu metti mezzo rosa e mezzo bianco, sai come ti viene?
E così si faceva? Sì. E dove sta quella? Non è uno, vedi, non vedi il tocco di rosa? È una cosa molto delicata. Quella là bianca? Sta pure, sta messo bianco e rosa, molto delicato, perché tutto rosa no, è troppo forte. Forza. Non lo scrivere il tulle. Non lo scrivo. Scrivi sul libro. Ehi, non c'è. Ehi! Mangiate. Io finito. Casa mangiato? Hai visto tutto quello che ho mangiato? Il telefono lascia. Ah, sì, alza. Aspetta, no, forse non metto a questo. Il gigante? Sì. Piazza? La Madonna vede niente. Sì, Ma tanto si allarga questo. Ok, Capì? Sì. Tanto pure che era Ciro perché quando faceva così, Marinea? Sì, la mettiamo Capito? sui lati, ok. L'allarghi un po' e la fai andare dentro. Sì. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetta, poverina. Domani all'ora di catechismo e poi dobbiamo accompagnare la Madonna tutti insieme, ci dovete essere. Come voi? Ci dovete essere tutti che poi dovete darmi la forza domani, quando devo lasciare la Madonnina. Va, va.
Piano, 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 sì. È vero che è vero. Attenzione al bacchettone, La tradizione è una mentalità, no? Cioè loro al santo ci credono. Il santo non è il santo soltanto, il santo è la socializzazione, la storia del paese, le famiglie, c'è chi si è sposato là sotto, è una serie di ricordi, di legami, di radici, no? La festa è il posto in cui ci si veste bene, in cui ci si incontra, molte volte si combinano i matrimoni nelle feste, in alcuni posti ancora succede. La festa è importante, la festa a certe feste ci devi andare per forza, perché se non ci vuoi andare, se no il paese parla di te, cioè situazioni, oppure il ricordo di questo. Quindi io in quel momento partecipo, sono come il cantante del matrimonio, no? Che viene e fa la canzone per la sposa, in quel momento tu devi bere insieme a loro, fai parte solo in quel momento. Sì, Gigi D'Alessio di nuovo. Da capo Gigi D'Alessio, sì. Lo so. Va bene, comunque prima delle 10 non canta, quindi fino alle 10 non c'è problema, ok? E lui inizierà a cantare verso le 10, verso le 22 stasera, capito? Inizierà a cantare verso le 22, le 10, le 22 di sera. Capito? Il concerto inizia tardi, prima delle 10 non incomincia. Ecco. Mamma, c'è gente, sto nella festa, c'è tanta gente che parla. Sì, sì, un sacco di gente qui parla. Ok, va bene. Ciao mamma, ciao. Quando tu stai in macchina e guidi, vivi un'emozione a sé stante.
Cioè il fatto di vedere le strade, di sapere che ti porteranno in un dato posto, corrispondono a un paesaggio, corrispondono a un'aria diversa, corrispondono a una meta che raggiungerai. Per cui tu ogni volta che entri in una di queste dimensioni, te la godi, te la vivi, te la ricorderai. Cioè, perché una persona viaggia? Viaggia per vedere posti del mondo che non ha mai conosciuto. Sì. Io faccio questo, però in questo contesto che sembra più piccolo. Cioè non è che io sto andando in Tibet, sto in Basilicata. Questi 10 ceri, 10 sono? No? Sì, 10. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Lei? È un casino, bordello, sono senza transenne per salvare il disegno. Oh, scusa, posso chiederti una cosa? Ma le transenne sono vostre o del comune? Del comune? Perché io pensavo di prenderne un paio da là sopra per proteggere il disegno, se ma tornare questa notte, lo faccio andare le macchine. Vado a chiedere. A chi? A quest'ora non posso chiedere nessuno. Dell'organizzazione, no? Ma ci sono in giro? Fino a poco fa. Non ci sono, ecco. No, c'è, fino a poco fa. Fino a 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, ero qua. Non posso rubare le transenne. Non posso. Mo si incazzano con me. E ora che faccio? Sparisco o aspetto che mi vengano a cacciare? Vedi, adesso è il momento. Vediamo se il comandante mi dice qualcosa oppure no. Hai capito come? Perché devo stare qua? No.
Che faccio? Che faccio? Non lo so. Mi ha accettato. Non mi hanno detto niente, a posto. Non mi hanno detto niente. Sto in forze. Allora, praticamente qua è successa una cosa. Qua hanno rifatto la strada, perché hanno messo la fibra, ora sta arrivando la fibra adesso da tutte le parti. Rifacendo la strada hanno messo il tombino al centro. Io stavo al centro, in un bel posto, perché da lì sto troppo all'interno, da qua sto troppo all'angolo. Se ti metti al centro stavo bene. puoi dare fastidio però. Sì, ma no, il tombino stava al centro, stavo qua, non creavo problemi. Spostato più verso la destra io, vado sulla curva e la curva serve a tutte le auto che vengono da là e fanno questo piccolo giro, quindi io do fastidio qua. Prima era strategico il fatto, perché più sotto è troppo stretto. Qua c'è la curva, io stavo qua, no? Cioè, da là fino a qua. Invece il tombino, ma c'era questo casino enorme. Non sapevo. Scusate, se riesco a chiudere, se no la gente non vede che c'è il disegno di sopra. Ma così stiamo bene, così proteggo l'opera. Vediamo il basso. Quindi io devo essere pellegrino se voglio fare il sacro. Se poi voglio fare un disegnino, voglio fare un disegno di Dalì, il Cristo di dall'alto, voglio fare lo scemo, metto qua, lo faccio tranquillamente, non c'entra nessuno. Però se voglio fare San Rocco, dove lo faccio io, dove l'hanno sempre fatto, dove la processione passa e non ti dice niente, dove le persone non camminano, dove le macchine non possono girare a causa tua, che sei tu in mezzo a rompere le palle. Tu stai là, stai rompendo le palle. Se vuoi fare questo, tu devi essere pellegrino come loro, devi entrare nella storia, devi soffrire come loro, devi buttare a terra. Vedi, tu, ma tutto perso, ma porca puttana, il pennello. Cioè, sta succedendo qualcosa che non capisco. Non questo, l'altro. Ah, ecco. Sovrasimato. Tutti quanti. Allora, facciamo così, va. Culo.
A me San Rocco mi piace. il termine. Sì, ma perché il santo è pellegrino, io mi sento un viandante, capisci? Non sono un viaggiatore, capito? Non sono fisso, anche se non posso, ma purtroppo io non sono fisso. Lui rappresenta questo. Adesso sono qua, domani mattina non ci sono più, E lui rappresenta questo, lui è bello di San Rocco, è diverso dagli altri santi. lei c'è la storia di San Rocco, ti commuove. Sì, mi piace la storia di San Rocco, poi. No, è un santo, non per niente, un dei santi più... Il lungo, il corto. Beh. Ciao, a dormire? No, io non vado a dormire. Sempre camminare. Io cammino, vado alla trapezza, come voi andate a dormire. Io vado a lavorare ora, lontano. Dove vieni domani? Vieni a Giovinazzo. Domani vieni a Giovinazzo? Giovinazzo. A Foggia vai. Che festa? San Rocco. Ah, proprio a Foggia. Ah, ma guarda se ci vediamo là. Solo con la macchina sua non ce la fa. La fa.